In Sicilia oltre un individuo su 4 vive in condizioni di grave deprivazione, conquistando il primato negativo tra tutte le regioni dello stivale. Lo dice l'Istat in Noi Italia, che in riferimento all'anno 2016 rileva che circa il 26,1% dei siciliani, cioè circa 1,3 milioni di persone residenti tra i confini della Trinacria, si trova purtroppo in condizioni di grave deprivazione, più che raddoppiando la media nazionale ferma al 12,1%. A seguire, dopo la Sicilia, la Campania e in generale le altre regioni del Mezzogiorno. Sempre secondo Noi Italia, a cura dell'Istat, nel 2015 le famiglie residenti in Italia hanno percepito un reddito disponibile netto pari in media a 29.988 euro, circa 2.500 euro al mese. Va considerato però che la maggioranza delle famiglie ha conseguito un reddito inferiore all'importo medio, per il 50% infatti non si è andati oltre ai 24.522 euro, circa 2.044 euro al mese. Ciò significa che ad aumentare la media è una minoranza di benestanti o cosiddetti ricchi, mentre la maggioranza della popolazione non gode di una situazione economica particolarmente agiata. Insomma, la solita disparità tra ricchi e poveri. La diseguaglianza, in termini di concentrazione del reddito, è più elevata sempre in Sicilia, mentre nelle regioni del nord-est Italia si riscontra una maggiore uniformità. Ancora una volta, fanalino di coda tra le regioni italiane è la Sicilia, nella quale il reddito familiare netto medio si aggira sui 21.946 euro, poco meno di 1.829 euro al mese.